Gli inquirenti ricostruiscono la giornata di ieri in cui Angelo Tardino, prima di spararsi, stermina la famiglia del fratello, ovvero cognata, e i figli della coppia. Allacciarsi abusivamente alla rete idrica è reato, al via le denunce. Laica trova tanti morosi, ma anche tanti allacci non dichiarati. Prescrizione: il decorso del tempo ha cancellato le accuse di abuso d'ufficio falso e deturpamento di bellezze naturali a carico di progettisti funzionari della sovrintendenza e del comune di Realmonte. Oggi giornata della memoria e ricordo delle vittime dell'Olocausto. E oggi 100 anni dalla morte di Verga, iniziativa al Consorzio Universitario. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della strage di Licata. Gli inquirenti ricostruiscono la giornata di ieri in cui Angelo Tardino stermina il fratello, poi la cognata e i figli dei due. I dettagli nel servizio. 16 colpi di pistola per sterminare un'intera famiglia, quella di suo fratello. Angelo Tardino, imprenditore agricolo di Licata di 48 anni, aveva pianificato tutto, fin nei minimi particolari. Alle 6 di mattina è uscito di casa, ma invece di andare in campagna a coltivare i suoi terreni si è precipitato a casa del fratello Diego, 44 anni, in contrada Safarello a Licata. Da tempo i due non abitavano più nella stessa palazzina a causa di continui dissidi per la divisione di alcuni terreni coltivati e di un pozzo. Addosso Angelo Tardino aveva almeno 2 armi, una calibro 9 e un revolver, tutte regolarmente detenute. Suona il cancello e Diego gli apre. Di fatto non si aspettava che il fratello più grande fosse armato. Gli ha aperto tranquillamente la porta di casa. Anche lui aveva in cassaforte una pistola e aveva anche una carabina regolarmente detenute. La discussione si anima, Angelo inizia a sparare e lo colpisce 1, 2, 3 volte. Diego stramazza al suolo senza vita. Angelo Tardino entra in casa e inizia a cercare stanza per stanza la moglie e i figli del fratello. La prima a cadere sotto i suoi colpi, almeno 4, è Alessandra Ballacchino, la moglie di Diego Tardino. Poi tocca ad Alessia Tardino di 15 anni. Infine l'ultimo colpo è stato destinato al più piccolo della famiglia, Vincenzo, di appena 11 anni. Verrà trovato solo molte ore dopo sotto il letto, avvolto nella coperta della nonna. Angelo Tardino, dopo la carneficina, lascia l'abitazione del fratello e chiama la moglie. Ho fatto una follia, li ho ammazzati tutti, dice. Ora mi ammazzo. La moglie inizia a gridare e gli dice: cosa hai fatto? E chiama subito i carabinieri. Mio marito ha ucciso mio cognato e la sua famiglia, ora vuole uccidersi, aiutatemi. Scatta la ricerca, i carabinieri chiamano al telefono Angelo Tardino che gli risponde e iniziano a parlare. L'uomo vuole costituirsi, poi all'improvviso cambia idea. Chiude la telefonata e sparisce, diventa irreperibile. I militari nel frattempo lo localizzano e lo raggiungono sotto un cavalcavia in via Mauro De Mauro nella zona di Oltreponte. Ma è troppo tardi, sentono 1, 2 spari. Tardino si è sparato. Verrà trasferito in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove morirà dopo alcune ore. Le ferite in testa sono troppo gravi. La notizia si sparge in paese, intanto i mezzi delle onoranze funebri sono arrivati sul luogo della strage per trasferire i corpi all'ospedale di Agrigento, dove sarà eseguita l'autopsia disposta dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che coordina l'inchiesta sulla strage insieme con il PM di turno Paolo Avetro. L'autopsia verrà eseguita sabato mattina dal medico legale Alberto Alongi. Per tutto il giorno vengono sentiti la moglie e il fratello di Angelo Tardino. Spiegano i motivi delle continue liti tra i due fratelli. Il sindaco Pino Galanti annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle 4 vittime. Massimo riserbo sulla morte di una pensionata ottantenne di Licata. Nella giornata di ieri la donna è stata trovata ferita all'interno della propria abitazione nel quartiere Marina. Trasportata all'ospedale San Giacomo d'Altopasso, col passare delle ore le sue condizioni si sono aggravate e questa mattina è deceduta. Ad occuparsi delle indagini gli agenti del commissariato di polizia di Licata e quelli della scientifica guidati dal vicequestore Cesare Castelli, che hanno eseguito i rilievi di rito nell'abitazione della donna. Secondo i primi accertamenti sembra che l'ottantenne presentasse alcune ferite e macchie di sangue che hanno indotto il pubblico ministero Paolo Avetro, che coordina
le indagini insieme al procuratore Luigi Patronaggio ad aprire un fascicolo d'inchiesta e disporre l'autopsia, un passaggio fondamentale per provare a fare chiarezza sulle cause della morte della pensionata. Gli investigatori invece hanno ascoltato e continueranno a farlo alcuni residenti nel quartiere, nonché familiari e conoscenti dell'anziana. Sequestrati 12 cellulari dentro il carcere di Caltanissetta. C'è il servizio. Sono 12 telefonini sequestrati dagli agenti penitenziari nel carcere Malaspina di Caltanissetta. L'operazione, commenta il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, denota la professionalità e l'impegno del personale teso a contrastare la criminalità organizzata all'interno del carcere e a ripristinare la legalità. Ma, aggiunge ancora Di Giacomo, è necessario mettere in campo ogni azione perché troppi telefoni cellulari sono presenti nei nostri penitenziari. Secondo dati di fonte ministeriale, nel 2020 nelle carceri italiane sono stati rinvenuti 1761 telefoni cellulari, erano stati 1206 nel 2019, 394 nel 2018. Solo una piccola parte arriva attraverso droni, contro i quali non credo serva a molto la schermatura delle carceri, dice ancora. Altri con il sistema dei fucili o pistole d'aria compressa come quelli dei bambini, ma potenziati e modificati in grado di sparare il mini telefono cellulare direttamente in cella da distanze considerevoli. Il segretario del sindacato Polizia Penitenziaria sottolinea che la disponibilità di un telefono cellulare durante il periodo di detenzione è funzionale anche a obiettivi criminali, a coltivare la supremazia nell'ambito dei rapporti carcerari, perché quella disponibilità permette al detenuto di mantenere continui rapporti con il proprio ambiente esterno di provenienza e persino di continuare ad impartire disposizioni criminose, un fatto grave che riguarda le nostre carceri e non solo, e che nel tempo si è ripetuto purtroppo altre volte. Oggi la denuncia arriva più forte che mai affinché questo episodio possa cessare d'essere commesso. Emergono altri particolari utili alle indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento a seguito della fallita rapina a danno della banca BPR al villaggio Mosè lungo il viale Leonardo Sciascia. Due banditi incappucciati, uno con pistola e l'altro con taglierino, sono fuggiti a mani vuote perché un cassiere è svenuto. Ebbene, i due, in ragione del dialetto testimoniato, sono catanesi e sono scappati con una Fiat Panda beige rubata il giorno prima nel centro cittadino di Agrigento. Neanche il tempo di far sistemare le ruote del suo Land Rover Freelander che qualcuno, questa volta in via Dante a Naro, è tornato a colpire. È tornato a danneggiare la valvola degli pneumatici dell'autovettura. Suo malgrado, nel giro di neanche 10 giorni, l'imprenditore 59enne di Naro è tornato nel mirino degli avvertimenti. Ancora una volta l'uomo si è presentato alla stazione dei Carabinieri e ha denunciato quanto gli era accaduto fra il 22 e il 24 gennaio, quando aveva lasciato il suo Land Rover Freelander posteggiato in via Dante. Stesse identiche modalità rispetto al precedente danneggiamento, quando la vettura era stata invece lasciata parcheggiata in piazza Crispi, sempre a Naro. Ancora una volta, dunque, qualcuno, senza essere visto né tantomeno sentito, ha tagliato le valvole degli pneumatici. Un secondo misterioso danneggiamento sul quale stanno appunto indagando, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri della stazione di Naro, che sono coordinati dal comando compagnia di Licata. È stato trovato in possesso, durante una perquisizione personale e domiciliare, di ben 165 grammi di hashish per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che un ventenne disoccupato di Siculiana è stato arrestato dai carabinieri della stazione cittadina. Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, è stato posto in attesa dell'udienza di convalida agli arresti domiciliari. A quanto pare i militari dell'Arma, nell'ambito dei sistematici controlli per prevenire e reprimere l'allarmante fenomeno di spaccio di stupefacenti, tenevano già d'occhio, e forse pure da un po', il ventenne disoccupato. Poi, appunto, la decisione, i carabinieri hanno optato per una perquisizione personale domiciliari.
domiciliare. Proprio durante queste verifiche che è stata trovata la droga. I 165 grammi di hashish sono stati subito posti sotto sequestro e verranno adesso, come sempre avviene in questi casi, sottoposti alle necessarie analisi di laboratorio. Per il ventenne in flagranza di reato è invece scattato l'arresto. I carabinieri di Siculiana, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, adesso proveranno a tracciare la strada seguita dall'hashish per giungere fino a Siculiana. Un'auto contromano è stata bloccata dalla polizia stradale lungo la statale 640. È accaduto nei pressi della rotatoria degli Scrittori, dove gli agenti, prima allertati da clacson e dispositivi luminosi di altri mezzi in transito, hanno visto passare un'autovettura contromano che si è fra l'altro immessa nella rotatoria sempre in senso contrario. Bloccata la vettura, il conducente, un uomo di 71 anni originario della provincia di Catania, si è giustificato dicendo di non essere del posto e di essere stato confuso dalle indicazioni del navigatore satellitare, scuse che naturalmente non hanno convinto gli agenti della polizia ed è stata comunque raggiunto da una sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi. Borgo Scala dei Turchi, la prescrizione cancella le accuse per 8 imputati, sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione. Vediamo. Reati prescritti. Il decorso del tempo cancella tutte le accuse a carico degli 8 imputati del processo sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto villaggio dei VIP, un complesso di villetti a schiera nei pressi della Scala dei Turchi, bloccato sul nascere dall'inchiesta. I giudici della seconda sezione penale, presieduta da Vilma Angela Mazzara, hanno ritenuto che tutte le accuse, alcune delle quali risalenti al 2008, non siano più punibili e hanno messo una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione. Si tratta dell'architetto Giuseppe Bella, 59 anni, funzionario del comune di Realmonte, di Giuseppe Farrugia, 64 anni, ex sindaco di Realmonte, nonché progettista della lottizzazione Comaer, Cristoforo Giuseppe Sorrentino, 54 anni, tecnico dell'ufficio tecnico di Realmonte, Daniele Manfredi, 57 anni, direttore dei lavori, Giovanni Farrugia, 61 anni, direttore dei lavori per le opere di urbanizzazione relative alla lottizzazione Comaer, Vincenzo Caruso, 62 anni, Agostino Friscia, 65 anni e Calogero Carbone, 65 anni, dirigenti della soprintendenza. Il pubblico ministero Cecira Baravelli aveva chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di Manfredi, accusato di abuso di ufficio e falso. 2 anni per tutti gli altri, ai quali si contesta il solo abuso d'ufficio. I reati di lottizzazione abusiva e di deturpazione di bellezze naturali risalenti a partire dal 2008 anche per il magistrato della procura erano prescritti. Restava in piedi, secondo la sua ricostruzione, solo l'abuso d'ufficio contestato a tutti gli imputati e la singola accusa di falso ipotizzata nei confronti del direttore dei lavori Daniele Manfredi, che avrebbe attestato falsamente in 2 perizie consegnate alla sovrintendenza che il progetto rispettava il limite delle distanze di 150 metri dalla battigia. Era questa una delle principali accuse, oltre allo sforamento delle altezze dei fabbricati. Tuttavia i giudici, che sulla questione hanno accolto le richieste dei difensori, hanno ritenuto che tutte le accuse fossero prescritte. Allacciarsi alla rete idrica abusivamente è reato. AICA, azienda idrica Comuni Agrigentino, mette in guardia gli abusivi e i morosi, perché non c'è solo chi è indietro con i pagamenti, ma in molti sono dei veri e propri fantasmi allacciati abusivamente. Al via le denunce, c'è il servizio. AICA informa che sono state avviate le attività del recupero del credito vantato nei confronti delle utenze che ad oggi non risultano in regola con il pagamento delle bollette. Il mancato pagamento determina indesiderati maggiori costi all'utente moroso a causa del doveroso intervento di recupero credito a tutela degli utenti che pagano regolarmente i servizi ricevuti. A tal riguardo, infatti, in caso di prolungata morosità, il gestore idrico può procedere alla limitazione della fornitura, alla sospensione del servizio e alla disattivazione della fornitura. Pertanto, si invitano, si legge in una nota stampa, gli utenti morosi a regolarizzare la propria posizione contabile con cortese urgenza. Altre importanti attività
svolta da AICA è il contrasto al fenomeno dei prelievi abusivi della risorsa idrica. Attraverso tale attività AICA ha già riscontrato numerose anomalie per le quali sono state avviate le modalità di segnalazione alle autorità competenti. Chi usufruisce dei servizi idrici fognari e depurativi o anche solo parte di tali servizi è tenuto al pagamento di un corrispettivo che concorre a coprire i costi sostenuti per il servizio medesimo. Usufruire del servizio idrico integrato, consapevoli di non essere censiti dal gestore o allacciarsi abusivamente alla rete idrica o riallacciarsi autonomamente a seguito di una sospensione di fognatura o di un distacco è un illecito che il più delle volte configura anche un reato punibile dalla legge. Caro energia, bollette di luce e gas raddoppiate. Oggi i ristoratori spengono la luce per non spegnere il lavoro. Questo è lo slogan dell'iniziativa di protesta contro i rincari di gas ed energia elettrica ideata da Andrea Graziano, fondatore e ideatore del brand food bottega Sicula, che ha invitato i colleghi ristoratori a spegnere le luci e accendere delle candele per un'ora dalle 20 di oggi, giovedì 27 gennaio. L'iniziativa ha ricevuto l'adesione di diverse centinaia di colleghi ristoratori in Sicilia e si è allargata a tutto il territorio nazionale. Vediamo. Sicuramente ci sono due fattori. Da un lato c'è un maggior costo dell'energia che chiaramente a livello internazionale si riflette poi sui costi delle bollette e quindi sugli aumenti. Per quanto riguarda poi nello specifico l'Italia, c'è anche un passaggio da un mercato tutelato a un mercato libero, per cui dal 1° luglio una serie di soggetti, le microimprese e le imprese più piccole, quindi quelle che hanno dai 10 ai 50 dipendenti o sotto i 10 dipendenti o comunque fatturati modesti, sono stati passati automaticamente ad un gestore che aveva vinto una gara. Questo appunto nell'ambito della previsione del passaggio con delle tariffe predeterminate. Queste però si sono rivelate più care, per cui molti, al di là dell'aumento che c'è stato periodico e continua a esserci, si sono trovati improvvisamente con un diverso gestore e con delle bollette molto più care. Questo accadrà anche per i consumatori a partire dal gennaio del prossimo anno. Sì, penso che sicuramente è il periodo meno adatto in cui far pesare sulle imprese un aumento così consistente. Le imprese sono state quasi tutte, tranne alcune fortunate che magari hanno visto incrementare il fatturato, ma per la maggior parte sono state, è brutto dirlo, massacrate dalla pandemia, per cui hanno avuto cali di fatturato veramente importanti, per cui aggiungere al calo di fatturato un aumento dei costi è proprio l'errore peggiore che si possa fare. In questo momento si dovrebbe cercare di offrire alle imprese liquidità, opportunità, fare circolare più denaro invece che drenarlo. Il primo anno di pandemia lo ha tramortito, le riaperture del 2021 non sono bastate a risollevarlo e con la nuova esplosione dei contagi Omicron delle ultime settimane l'Oreca è tornato prono a pancia in giù anche in Sicilia, alla spada di Damocle del fallimento che sfiora e che in numerosi casi è già finita per cadere sul collo dei piccoli e microimprenditori del comparto che riunisce i ristoratori e in generale i somministratori di cibi e bevande. Si aggiungono adesso anche le conseguenze della progressiva chiusura dei rubinetti da parte delle banche. Come se non bastasse ad aggravare la mestizia dello scenario, c'è poi quello che viene adesso definito un lockdown mascherato, perché a prescindere dalla questione Green Pass la gente nei locali esita e alla fine evita proprio di entrarci. A parlare chiaro sono i numeri. I riscontri del biennio 2019-2021 mostrano una perdita media di fatturato del meno 49%, mentre il giro d'affari delle festività natalizie dall'8 dicembre al 6 gennaio scorsi quest'anno è crollato del meno 54% rispetto allo stesso periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020, epoca in cui il Covid veniva percepito come un problema geograficamente ancora forse molto distante.
istante. I titolari di ristoranti, pizzerie, bar, pub e cocktail bar subiscono il terrore diffuso dai provvedimenti restrittivi introdotti da una classe politica interessata, probabilmente, ad arrivare a fine legislatura piuttosto che ad occuparsi anche degli aumenti dei costi e dei rincari delle bollette energetiche che ci stanno letteralmente massacrando, così dal comparto ristorazione, quasi una fotocopia dello tsunami di 1 anno e mezzo fa, con la differenza che non partono aiuti di Stato al settore, mentre sullo sfondo si profila la restituzione di quelli già ricevuti. Le rate cominceranno a decorrere da giugno prossimo, ma come pagarle visti i risultati dello scorso Capodanno? Così Dario Pistorio, presidente regionale di FIPE-Confcommercio. Tutte le bollette sono aumentate pesantemente. Un esempio: in una delle mie aziende, dice ancora Pistorio, di somministrazione, prima della pandemia pagavo una media di 250-300 euro al mese, adesso i costi toccano i 700 euro, senza considerare i rincari delle materie prime, dallo zucchero alla farina e prodotti monouso, e soprattutto senza ritoccare minimamente prezzi nei menù, ipotesi che si tradurrebbe in ulteriori perdite di clientela. Insomma, i margini di guadagno si sono assottigliati ancora di più e urge almeno un calmiere della spesa per elettricità e gas. Inoltre, il rapporto con le banche, sottolinea Pistorio, oscura ancora di più il quadro se si considera il rischio soprattutto per le aziende economicamente più fragili di ricorrere a canali di credito alternativi tutt'altro che puliti. Per gli imprenditori siciliani dell'Oreca un decreto ristoritario ormai d'estrema urgenza. Le associazioni di categoria concordano su 5 strumenti: il prolungamento nel 2022 delle moratorie sui prestiti alle PMI, la reintroduzione del credito d'imposta sugli affitti dei locali, indennizi rapidi e a fondo perduto, l'abbassamento dell'IVA dal 10 al 5% e di nuovo la cassa integrazione in deroga, strumento quest'ultimo che andrebbe applicato anche ad aziende con meno di 15 dipendenti. Basterebbero almeno 2 di questi interventi per aiutarci molto, sottolinea Antonio Cottone, che sempre per FIPE-Confcommercio è il presidente per la provincia di Palermo. Del resto ormai l'Agenzia delle Entrate può controllare con un semplice clic la situazione languente delle nostre casse. Le perdite di fatturato si valutano nell'ordine del meno 70-80% rispetto al periodo Natale-Capodanno del 2019, un dato medio, al quale si somma quello delle attività commerciali che hanno chiuso definitivamente, di cui non si ha ancora un conteggio preciso in Sicilia, ma il cui numero, considera invece Salvolongo, referente di Mio Sicilia, incide di certo nel dato nazionale delle circa 10.000 attività commerciali che hanno serrato i battenti a partire dalla primavera del 2020. E poi c'è la questione Green Pass. C'è chi da questo tsunami si sta per così dire salvando, traendone addirittura un vantaggio, ovvero locali adibiti al drink che intercettano fasce di clientela incuranti delle regole, adeguandovisi. Ciò conferma che il sistema dei controlli naviga, ma fa anche acqua. A detta di diversi ristoratori, le forze dell'ordine monitorano alcuni locali ed in altri invece non si avvicinano neppure, mentre i Novax brindano. Comieco elogia Messina per la differenziata di carta e cartone, ricavi per 1 milione di euro nel 2021. Vediamo. La presenza oggi qua di Comieco con la presentazione di questo progetto per noi è motivo di orgoglio. Perché motivo di orgoglio? Perché quello che abbiamo messo in campo 3 anni fa sta dando i numeri. Noi anche nel 2021, più del 2020, stiamo mantenendo il trend di crescita di carta e cartone, addirittura aumentando del 100% quella che è la frazione della carta rispetto a tutte le altre frazioni di raccolta differenziata. Quindi il riconoscimento ci viene dato oggi con la presenza di vertici di Comieco qua a Messina e con la presentazione di questo progetto e questa campagna di comunicazione, perché la città di Messina possa diventare da esempio per le altre città metropolitane della Sicilia, ma io aggiungo anche del centro-sud, perché abbiamo numeri che francamente ormai sono numeri da media nazionale e non più da centro-sud come ci hanno rilegato nel passato. La raccolta di Messina è pari a quella di Palermo, con la differenza che il numero degli abitanti qui a Messina è 1/3, quindi vuol dire che funziona bene e credo che Messina abbia tutti i titoli da questo punto di vista di diventare una sorta di punto di riferimento, di modello, tra l'altro anche per quello che riguarda le risorse economiche, perché grazie alla buona amministrazione, alla collaborazione dei cittadini, il risultato è che abbiamo bonificato
nel 2021 all'amministrazione del Comune di Messina circa 1.200.000 euro. Quindi potete ben immaginare che se questo risultato in termini quantitativi si riuscisse a evidentemente diffondere in tutta la regione siciliana, dagli attuali circa 13 milioni di euro che vengono versati ai diversi comuni siciliani, potremmo ragionevolmente pensare di raddoppiarli e arrivare a 26 milioni. Noi abbiamo lanciato questa campagna con il supporto di comuni siciliani, che è una campagna che ha come obiettivo quella di segnalare quanto è necessario porre una minima attenzione. Guardate, basta semplicemente fare un gesto preciso, puntuale, Comieco fa il resto, nel senso che quella carta va integralmente col cartone a riciclo. Tenete conto che gli imballaggi italiani in carta e cartone al 90% sono fatte con fibre di riciclo, cioè da raccolta differenziata. Con l'introduzione delle nuove norme sulla cosiddetta presunzione di innocenza rafforzata, il lavoro dei cronisti sta incontrando ostacoli e difficoltà, lo denuncia l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Le nuove regole che riguardano le procure e gli organismi investigativi prevedono che la diffusione delle informazioni sui procedimenti e sugli atti di indagine avvenga solo attraverso note scritte e conferenze stampa. Le informazioni possono essere poi pubblicate dopo una valutazione del magistrato sulla sussistenza di un pubblico interesse e solo se la divulgazione risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini. L'applicazione di queste norme sta provocando effetti molto gravi sul diritto di cronaca, che è anche un dovere professionale dei giornalisti. Nel timore di sanzioni, anche disciplinari, le fonti sono sempre più restie a mantenere rapporti con la stampa e perfino a fornire elementi essenziali per la cronaca e di sicuro interesse pubblico, come per esempio i nomi delle persone arrestate. E prosegue che dietro il principio indiscutibile della presunzione di innocenza si finisca per applicare in forma surrettizia una vera e propria censura preventiva per il lavoro giornalistico. Ancora la nota dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia prosegue: le nuove norme sottraggono infatti al cronista il compito di valutare autonomamente la rilevanza pubblica di una notizia, trasferendo alle procure il potere di stabilire cosa può essere pubblicato, in che forma, con quale rilievo e con quali elementi informativi. Non c'era mai stato un intervento così pesante sulla libertà di una professione che con grande senso di responsabilità aveva già colto nelle norme deontologiche i principi essenziali della presunzione di innocenza. E ancora prosegue il comunicato stampa: non c'era quindi alcun bisogno di introdurre una forma di tutela rafforzata che nei fatti si traduce in un intralcio immotivato alla buona informazione. Non è certo la riduzione dell'informazione, che peraltro tocca atti non più secretati, a evitare gogne mediatiche oppure a indicare gli indagati come colpevoli. La dimensione burocratica delle nuove regole è dimostrata dal divieto di attribuire alle inchieste e alle operazioni di polizia giudiziaria denominazioni considerate lesive della presunzione di innocenza. Al loro posto si utilizzeranno quindi riferimenti tecnici come il numero del fascicolo d'indagine. Per l'informazione si prospetta quindi anche una ingessatura linguistica. È indubbio che tutto questo è un segno dell'ostilità con cui si guarda un'informazione corretta e completa. Tutto questo rende concreta l'eventualità che tra i giornalisti, magistrati e operatori di polizia giudiziaria si possa aprire canali di scambio occulti e che venga indebolita, come è stato paventato, la funzione di controllo della stampa sull'attività delle pubbliche autorità. Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia valuta con preoccupazione la deriva innescata dalla nuova disciplina dei rapporti tra stampa e la giustizia. Decide quindi di promuovere tutte le iniziative necessarie, anche in raccordo con il Consiglio nazionale dell'Ordine, perché i rapporti con le fonti tornino a essere impostati su un giusto bilanciamento tra due fondamentali principi costituzionali: la libertà di stampa e la presunzione di innocenza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Sono stati nominati formalmente i primari dei pronto soccorso degli ospedali di Sciacca e Licata. Si tratta rispettivamente di Ignazio Galizzi e di Salvatore Di Vita. I neoprimari di pronto soccorso, vincitori delle procedure concorsuali, sono stati ricevuti dal commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, per la formale sottoscrizione del contratto. A breve saranno nominati anche i primari di pronto soccorso a San Giovanni di Dio di Agrigento e al Barone Lombardo di Canicattì. Dopo il Sommo Dante, il 2022 sarà dedicato a Giovanni Verga. Esattamente oggi, 27 gennaio, ricorrono i 100 anni della sua morte. Per l'occasione è stato organizzato un incontro ad Agrigento dal titolo "Cercando tra i ricordi Giovanni Verga", per evidenziare gli aspetti e i valori delle opere del verista e sottolineare come la sua poetica ha influenzato le arti, l'opera lirica e il cinema. L'evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri di Agrigento, diretta da Enza Ierna, ed è oggi al Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento alle ore 16. E sempre oggi, 27 gennaio, si celebra a livello internazionale la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Anche la scuola dedica particolare attenzione a questa data. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi, giornata della Shoah in memoria, l'Istituto Anna Frank organizza online un evento proprio per non dimenticare. Preside, qual è l'iniziativa che state facendo in collaborazione anche con le altre sedi distaccate dell'istituto? Stiamo cercando di fare in modo che il giorno della memoria rimanga un appuntamento significativo per la nostra scuola anche in questo momento di difficoltà legata alla pandemia. Abbiamo organizzato un evento online che è tuttora in corso, come si può vedere, che coinvolge tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado e quelli delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Abbiamo preparato, insieme ovviamente agli insegnanti, una serie di poesie, canti, lettere dei protagonisti della Shoah da condividere insieme per una riflessione comune. Ho detto agli studenti in apertura che non serve solamente ricordare per ricordare, perché certamente la memoria già di per sé è importante e di rilievo, ma questo ricordo deve servire come monito per essere capaci di compiere azioni che siano rispettose, che siano solidali, che tengano in considerazione prima di tutto il valore della persona umana. Ed è con questi sentimenti che ci siamo apprestati a celebrare il giorno della memoria in questo istituto che è dedicato ad Anna Frank e che comunque ha ormai sviluppato una tradizione per garantire alle nuove generazioni un'occasione di autentica e rinnovata riflessione sul senso della Shoah e sul senso della necessità di costruire meglio le comunità degli uomini. Ecco, questo le fa onore sicuramente, dico, nonostante la pandemia, nonostante le tante difficoltà, ecco, è importante organizzare questi eventi anche online. Sì, è importante perché siamo tutti assieme in questo momento, tutte le classi che sono coinvolte stanno celebrando insieme e quindi devono capire anche il valore di essere parte attiva di un istituto. Questo spero che aiuti a sviluppare il senso di appartenenza, l'identità della scuola e a rafforzare quella che è la sua mission per educare le nuove generazioni in maniera attiva e consapevole. Io mi auguro che questa esperienza poi diventi anche l'occasione per i ragazzi per parlarne a casa, per discutere con i loro genitori e che contribuiranno certamente alla nostra azione educativa, facendo riflettere i ragazzi sulla gravità di quello che è accaduto e sulla necessità che ognuno di noi si faccia parte attiva per costruire una comunità di uomini e donne che sia a misura di persona. C'è troppo caos all'interno del mondo della scuola circa didattica a distanza, quarantene, tamponi e così dovrebbe essere annunciata per oggi o al massimo per domani una circolare salute e istruzione che come prima semplificazione eliminerà il certificato di rientro a scuola per gli studenti a cui basterà esibire un tampone negativo anche di farmacia.
la diffusione del contagio tra i giovani e la complessità delle norme impongono di agire. Nelle scorse ore, in una riunione tra le regioni, sono state prese alcune decisioni e annunciati possibili cambiamenti. La prima grossa novità è il ritorno a scuola con il solo tampone negativo, cioè senza il certificato dell'ASL o del medico di famiglia. Verrà anche chiarito quando si può procedere alla DAD. Inoltre, gli alunni che hanno avuto l'infezione di recente o sono vaccinati potrebbero andare sempre a scuola in presenza, non ovunque però. Le regioni hanno chiesto la nuova regola pensando soprattutto alle scuole materne. Lì si va tutti a casa con un solo positivo e dove anche chi si è infettato da poco viene comunque rimandato in quarantena se c'è una nuova infezione in classe, un cortocircuito che sta tenendo lontani troppi bambini dal mondo scolastico, anche perché non solo l'asilo e la materna, ma anche con un solo caso si resta tutti a casa, ma quando poi si rientra dopo 10 giorni qualche contatto stretto si positivizza e così si ricomincia da capo. Per questo, come soluzione minima, la presenza in classe verrebbe sempre e comunque garantita a chi è guarito o vaccinato e che per questo difficilmente potrebbe reinfettarsi. Rimarrebbe comunque in ogni caso la distinzione tra chi è vaccinato o guarito e chi no. Altro punto fermo su cui non ci sono voci discordanti: stop per sempre agli screening nelle scuole con i poco affidabili tamponi salivari. Il primo passo dunque adesso è arrivare ad emanare la fatidica circolare a doppia firma Istruzione e Salute, che potrebbe semplificare la vita di ragazzi e bambini. Per gli asintomatici basterà il referto di un tampone negativo, eseguito anche in farmacia, valido anche per chi alle elementari in autosorveglianza deve sottoporsi ad un tampone subito e ad un altro dopo 5 giorni. Ma il Comitato Tecnico Scientifico ha finalmente veramente aperto alla richiesta delle regioni di semplificare la quarantena e la DAD nelle scuole, cancellandole del tutto per vaccinati e guariti, un passo importante. La quadra, secondo la Stampa, potrebbe essere quella di fissare a 3 il numero di contagi in una classe entro il quale non vanno più in remoto gli alunni della materna in su, se in qualche modo immunizzati. Oggi come oggi si sa, tanti papà e mamme si trovano in enorme difficoltà con il lavoro, dovendo accudire i figli più piccoli a casa anziché a scuola, a volte per regole troppo cervellotiche. Se ne parla da anni, anzi da decenni. Sono stati tirati in ballo architetti, progettisti, economisti. Si sono avvicendati governi e presidenti di questo o di quello schieramento, di prima e seconda Repubblica, ma il ponte sullo Stretto resta una grande e controversa incognita. Dovrebbe unire il paese, ma lo divide tra chi lo ritiene indispensabile e chi invece uno spreco. C'è il servizio. Noi siamo molto perplessi, devo dire che sono io personalmente molto delusa dall'operato del ministro Giovannini. È stato poco chiaro sulle intenzioni del governo rispetto alla realizzazione del ponte. Più volte lo abbiamo sollecitato, io in particolar modo attraverso diversi atti di sindacato ispettivo, ma anche domande dirette poste al ministro Giovannini sulle intenzioni di realizzare quest'opera, perché il pericolo abbastanza concreto è che commissionando un nuovo studio di fattibilità che costa 50 milioni di euro, dopo i 300 milioni di euro già spesi dal nostro paese, soldi pubblici ricordiamo, per realizzare un progetto definitivo, ora ripartiamo da zero. Quindi il sospetto è che si voglia rimandare a data da destinarsi una decisione che non viene mai presa. Oltretutto ci sono anche delle perplessità rispetto all'ipotesi del progetto nuovo a Tre Campate, che sappiamo tutti fu già bocciato in precedenza quando si studiò e si realizzò il progetto a campata unica. Sono anche estremamente delusa da una menzogna esplicitata dal ministro Giovannini in riferimento a questo studio di fattibilità, in cui menziona anche la possibilità dell'opzione zero, cioè non fare nulla, e questo va in palese contrasto con le indicazioni del Parlamento, perché il Parlamento ha votato 2 atti di indirizzo a maggioranza ovviamente, in cui chiede al governo semplicemente di reperire le risorse per realizzare il ponte, non certamente di prendere in considerazione l'opzione zero, quindi questo è stato un passaggio molto sgradevole. La battaglia per il PNRR è stata fatta
in aula sul ponte, anche lì ci furono dei dibattiti molto, molto aspri, perché comunque la risposta di Giovannini fu relativa, negò la possibilità di realizzare il ponte con le risorse del PNRR perché c'erano dei criteri vincolanti rispetto alle tempistiche, perché i progetti finanziati col PNRR dovevano concludersi necessariamente entro il 2026. Io dissi in quell'occasione che potevamo partire finanziando le opere a terra e poi completare l'attraversamento con altre risorse, con gli altri fondi strutturali o addirittura con l'FSC. Quindi ci fu chiaramente un'intenzione di non proseguire, perché avremmo potuto affrontare il tema diversamente anche in occasione del PNRR e del fondo complementare. Giarre, vandali in azione a San Leonardello, distrutta una fontana pubblica. Vediamo. Purtroppo stamattina per i residenti di San Leonardello è stato un risveglio amaro, in quanto si sono accorti scendendo nella piazza che degli ignoti, dei vandali, dei mascalzoni avevano completamente distrutto la fontanella, che non è solo per uso ornamentale ma anche per permettere alle persone di dissetarsi, a chi frequenta la piazzetta di bere un sorso d'acqua. Era stata completamente distrutta. Noi avevamo effettuato soltanto poche settimane fa un sopralluogo proprio nella frazione di San Leonardello e nello specifico nella chiesa che da diversi anni è chiusa. Spiace che ci siano persone che continuino a distruggere, a vandalizzare il patrimonio della nostra città, perché è il patrimonio di tutti, perché tutti possiamo avere prima o poi bisogno del patrimonio comunale, di una panchina, di una fontanella o comunque di un bene che è di tutti. Quindi questa è una ferita purtroppo che la città ha ancora una volta subito. Mi auguro che venga immediatamente, al più presto, ripristinata la fontanella e che comunque gli autori in qualche modo possano essere rintracciati e puniti come meritano. Non è assolutamente ammissibile che nel 2022 ci siano ancora dei mascalzoni che continuano a distruggere la nostra città impunemente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.